Abbiamo iniziato la nostra ricerca chiedendoci che cosa significhi prenderla con filosofia e abbiamo subito capito che si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'atteggiamento che assumiamo di fronte a ciò che ci accade, ma ha a che fare anche con la decisione di non subirlo e di prendere nei suoi confronti una posizione autonoma e consapevole, per non farci sopraffare, per non rischiare di perdere il controllo della nostra vita e non sprofondare nell'infelicità. Se abbiamo compreso e condividiamo quanto detto fin qui, allora abbiamo già parecchi elementi per rispondere alla domanda di oggi. Perché la filosofia? Perché decidere di filosofare? Proviamo ad indagare ulteriormente in questa direzione, prendendo in prestito da Platone una delle immagini più note della filosofia, il mito della caverna. Immaginiamo di essere sempre vissuti in una caverna, incatenati ad un muro che sta dietro di noi e al di sopra del quale filtra una luce che proietta sul fondo della caverna delle ombre. Impossibilitati a muoverci, non possiamo far altro che guardare quelle ombre. Non vivremmo forse convinti che la realtà sia tutta lì, davanti e intorno a noi, fin dove può arrivare il nostro sguardo? Secondo Platone, questa è esattamente la condizione in cui ci troviamo a vivere se ci fermiamo alle apparenze, convinti che tutto ciò che c'è da sapere sia disponibile davanti a noi. È una vita da schiavi, nella quale ci illudiamo di essere liberi solo perché possiamo decidere a quali ombre prestare attenzione. Un po' come quando siamo davanti a uno schermo del nostro smartphone e scrolliamo con il dito fino al post che ci interessa. È chiaro che tutti desideriamo essere liberi, ma è cruciale capire che la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, come decidere quale video guardare. La libertà, piuttosto, è qualcosa che ha a che fare con la possibilità di scegliere e ancor di più con la consapevolezza di scegliere. Ed è importante sottolineare che ci sono scelte che rendono liberi, mentre altre riducono il nostro grado di libertà. In ogni caso, se non ho scelta o se sono obbligato a scegliere tra le sole opzioni che mi vengono date da qualcuno che sta dietro il muretto al quale sono incatenato, non sono veramente libero. Per provare a capirci, riprendiamo l'esempio dello smartphone che abbiamo fatto nello scorso video. Avere uno smartphone oggi non è propriamente una scelta. Tutti ce l'hanno e non averlo preclude molte possibilità. In linea di principio, quindi, avere uno smartphone sembra aumentare il grado di libertà personale. Un uso inconsapevole può ridurre di molto la nostra libertà, in casi estremi azzerarla, perché può creare diverse forme di dipendenza, al punto che lo smartphone smette di essere uno strumento al servizio della vita concreta, mentre la vita virtuale che ci consente di vivere diventa uno scopo, un fine. E allora, di fronte al fatto che non posso scegliere se avere o meno uno smartphone, mi devo fermare e chiedermi: che cosa è questo che ho in mano? Che uso decido di farne? Che significato ha per la mia vita? Accettare passivamente la realtà per come si presenta, dandola per scontata e aderendo senza consapevolezza al modo in cui si presenta, ci toglie libertà. È un po' come rimanere incatenati a guardare le ombre sulla parete di una caverna, credendo che quella sia l'unica realtà. Desiderare invece di fermarci, di meravigliarci, di ammettere la nostra ignoranza, di interrogarci sulla realtà che viviamo e avviare una ricerca, ci consente di voltarci verso la luce per capire da dove vengono quelle ombre che sono davanti a noi e intraprendere un cammino liberatorio, capace di aprirci a nuove possibilità elaborate in modo autonomo. Il problema della decisione che pone la domanda perché la filosofia, in conclusione, possiamo riformularla nei seguenti termini. Quanto sono interessato alla mia autonomia di pensiero? E ancora di più, quanto sono interessato alla mia libertà? Se nutriamo un interesse vivo per la nostra autonomia di pensiero e libertà, allora ci si impone il dovere di metterci in cammino e di dare inizio alla nostra ricerca filosofica. Ma di che tipo di ricerca si tratta? E a che risultati può portarci? Credo sia arrivato il momento di chiederci: che cos'è la filosofia? Questa è la domanda da cui partiremo nel prossimo video.